Buongiorno a tutti, siamo in collegamento dal Palo Indelicato di Cerda. Campionato valido, giornata valida per la terza del campionato Under 14 provinciale Girone B. E dopo i soliti saluti di rito sarà praticamente tutto pronto per il calcio d'inizio. Tutto pronto dunque per il calcio d'inizio di Society Reno Cus Palermo. Primo possesso sarà giocato dal Cus Palermo in maglia Total Black. Society Reno invece con pantaloncini neri, maglia azzurra con inserti bianchi. Prime fasi di studio. La palla viene giocata sulla sinistra, rimessa laterale per la Society Reno. Palla giocata lateralmente. Buglisi prova a venire a scarico, non si capiscono le intenzioni di Catanzaro. Fasi confuse e convulse dell'inizio della gara. La Society Reno comunque tiene il campo e guadagna un'altra rimessa laterale. Ancora Caruso da quella parte, palla facile tra le braccia di Monteleone che gioca corto. Idea del mister Di Fresco, il palleggio, la qualità del gioco. Asare adesso prova ad aprire sulla destra per Osei che tenta il dribbling, poi torna indietro dalle parti di Gorgone che gira ancora, giro palla manovrato, Cottone verso la cara, attende forse un attimo di toppo, palla velenosa all'indietro, rimessa laterale per la Children. La palla è ancora dentro, viene lottata, secondo l'arbitro era già uscita, rimessa dal fondo. Palla recuperata dal numero 10 che prova il tiro, largo alla sinistra di Monteleone, lettura senza troppi problemi, sul tiro di Agnello, il 10 della squadra casalinga. Ancora gestione da dietro, Cottone verso la cara che ci pensa un po', palla per Abata, sanguinosa
viene recuperata in area, è giocata da Panzarella che prova il tiro cross in area, vantaggio subito per la Soccer Tirreno, ha segnato il numero 11 Sandro Cappadonio, l'uomo più pericoloso, lo sapevamo, lo conoscevamo. Si riparte dunque dal vantaggio per la squadra di casa 1-0. Ancora proviamo a costruire dal basso con i nostri interpreti. Cottone da uno sguardo avanti e palla dalle parti di Buglisi che cerca di tenerla a Sare. Batti e ribatti in mezzo al campo, alla fine la vince la Tirreno che prova a sfondare sull'out di destra, riesce comunque a far buona guardia a Spagnolo che deve però concedere una rimessa laterale. Rimessa laterale, ancora battuta dalle parti di Panzarella che mette in aria una palla per Cappadonia che riesce a tenere in campo, gioca dietro, non si capiscono, recupera Buglisi però, abbatte subito in avanti per lo scatto di Caruso, palla però probabilmente troppo lunga, l'accompagna lateralmente Casa che batte subito, Spagnola ancora, la rimette per Buglisi che prova a tenerla per i propri compagni. Non c'è nulla secondo l'arbitro San Filippo che concede solo una rimessa laterale, battuta ancora una volta da Casa dalle parti di Mogavero. Caruso, il tacco, si continua a lottare da quelle parti, ma è ancora rimessa laterale per la Tirreno. Tiene bene la palla e probabilmente guadagna, sì, un calcio di punizione, fa salire e alza il baricentro la Tirreno, partita con un piglio sicuramente aggressivo. Passa Fiume, il capitano. Vai, 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 vai! Passa Fiume lunga direttamente in area dove svetta Asare, palla rimessa di nuovo in avanti, probabilmente in colpevole posizione di offside, non secondo l'arbitro che fa giocare. Rimessa laterale ancora per la Tirreno. Che viene giocata dentro, la fa scorrere, il tiro a scendere ancora 2-0. È il gol di Leanza che raddoppia per la Soccer Tirreno. Inizio shock per il CUS Palermo. Di nuovo giocata all'indietro, riprende il match che adesso ci vede sotto per 2-0. Rimessa laterale battuta dal CUS. Buglisi cerca di mettere una palla in area, innocua ma riceve Abate che prova il tiro al lato di un soffio. Prime timide reazioni da parte del CUS che non ci tiene, non ci sta. Rimessa dal fondo, battuta dai piedi di Pane che gioca da Passafiume verso Passarella. Palla ancora sul lungo, giocata e fatta scorrere da Mogavero. Sarà il nostro capitano Spagnolo
battere la touche subito in avanti, ancora dalle parti di Buglisi, che guadagna quantomeno un'ulteriore rimessa laterale. Si alza adesso il baricentro, prova Sare a venire a ricevere, riceve appunto lui, tenta il sombrero, ancora Spagnolo che cerca buon gioco dalle parti di Abate, che quantomeno recupera, ancora Sare, ma va via Leanza che prova a giocare in avanti. Cottone recupera, anticipato, palla in avanti per Cappadonia che riesce ad accelerare ma è offside. Fuori gioco ravvisato dal direttore di gara. Sicuramente una squadra tecnica come il Cus Palermo sta trovando difficoltà a giocare e ad imporsi. E Cottone sul pallone. Da Gorgone e ancora Cottone che dà uno sguardo in avanti. Cerchiamo i riferimenti offensivi. Buglisi prova a giocare per Osei. Fermato, rallentato, ma è rimessa la taglia. Battuta da Gorgone in avanti, ma salta ancora il centrale della Socia Tirreno. Sarà di nuovo rimessa laterale. Sempre Gorgone cerca i riferimenti offensivi. Osei stacca, Buglisi la tiene solo per un attimo, ancora dalle parti di Asare che mette una palla in area. Catanzaro ne salta uno, potrebbe andare al tiro, fermato. Ancora Spagnolo tenta la giocata. Sarà calcio di punizione dalla nostra postazione, non riusciamo a vedere esattamente cosa si sia verificato in quella zona di campo. Sarà comunque calcio di punizione. Sulla palla Catanzaro ed Abate. Quando sul cronometro entriamo sull'11° minuto. Entrati in aria esaltatori, Cottone fra tutti. È una palla che viene messa da Catanzaro. Facile lettura per Pane che lascia scorrere. Ora gestione del basso verso Passafiume che apre tutto a sinistra, ma intercetta le sue intenzioni Osei che riesce ad entrare in area, mettere il cross che scorre, attraversa tutta l'area, ma viene raccolto da Spagnolo che prova il dribbling, si aiuta con Caruso che si accentra dalle parti centrali, ancora facile gestione per Pane. Tirreno che continua a giocare quantomeno nelle prime battute del campo sul corto. Asare prova adesso a mettere un po' di ordine, a cercare la velocità di Osei, di sfruttare le caratteristiche. Gorgone ancora per Osei che scambia bene con Buglisi. Viene fermato però e ancora tiene bene palla Panzarella. Recupero di Catanzaro che sale a campo davanti, viene strattonato. Calcio di punizione. Quella è una mattonella importante dalla quale si può cercare anche direttamente la porta.
Sul pallone si posiziona Asare. Sarebbe fondamentale provare a riaprire la gara, ad avere uno squillo. Non sembra d'accordo sulla conta dei passi. L'arbitro rettifica. Conta i passi, cerca la concentrazione. Parte Asare, destro deviato. Ancora da Passafiume, che deve però concedere quantomeno il calcio d'angolo. Alla battuta del corner va lo stesso Asare. Palla battuta in mezzo, la girata di Cottone, che riesce a deviare bene, anche bene la palla, ma facile, centrale, per le braccia di Pane, che adesso valuta, probabilmente andrà a rinvio lungo. Sempre Cottone, gioca verso Monteleone, che apre adesso verso sinistra dalla cara, abbatte e ancora Cottone, che adesso decide di andare avanti lungo da Osei, palla troppo forte. Ancora rimessa laterale per il Cus, che adesso cerca di accelerare i tempi. Palla giocata indietro, non si intendono ma esce bene, palla al piede Cottone, che apre da Caruso, controllo infelice ma rettifico. Catanzaro può mandare in avanti, Osei cerca la girata di Fino, riesce comunque ad entrare in area e guadagnare un calcio d'angolo. Sale ancora una volta Cottone, che cerca fortuna in avanti. Randolph, calcio d'angolo battuto bene in area, palla che però l'attraversa tutta e Buiusi non riesce a mantenerla in campo. Palla che gira sempre dalle parti di Passafiume, che cerca fortuna in avanti. Monteleone, centrale per Abate, che gira e gioca bene da Gorgone, che cerca di dialogare ancora con Asare. Calcio di punizione per il tocco col braccio da parte dello stesso numero 8. Sarà sempre il capitano Passafiume. L'incaricato alla battuta del calcio di punizione. Passafiume, palla in aria, la tocca Cottone, che la mette laterale. Ancora rimessa per la Tirreno. Palla girata per il numero 10 e per l'inserimento di Mogavero. Cottone, la pressione della Tirreno è molto alta. Cerchiamo dunque la punta, Buglisi, ma ancora il lancio lungo. Facile gestione per Monteleone. Cottone dalla cara, palla brutta, giocata in area e mandata avanti dunque da Cottone, che riesce a mandare Caruso, che fa scorrere bene ma che non riesce a tenere in campo.
Ci saranno subito cambi sulla panchina ospite del CUS. Esce il numero 6, La Cara, rilevato dal 14, Garofalo. Svetta Spagnolo, manda in avanti Garofalo, ma recupera nuovamente. È il lancio dalle parti di Cappadonia, gestito bene e contenuto da Cottone. Gorgone adesso. Ha tempo per pensare. Una palla però 6, che però non viene tenuta bene. Ancora Gorgone. In avanti per Buglisi che non riesce a tenere. Palla girata a destra, allungata, in avanti da Capa, che non ha però buon gioco. Abate, in avanti, ma c'è calcio di punizione. Vai Alberto, sali Alberto. Cottone sul pallone, palla giocata in avanti, ribattuta e nuovamente Cottone. Però 6, Cappadonia, tenta il break in avanti, recupera Gorgone, gioca bene per Buglisi, a muro per Catanzaro che non riesce a gestire il pallone. Palla ancora lunga, fasi confuse del match. Gioca, recupera Sare, salta un paio di uomini, poi trova lo scatto di Osei che si invola a tu per tu col portiere, col mancino Osei, pane! Riesce a parare questa conclusione, non comunque troppo pericolosa. Ma il CUS c'è. Ancora Spagnolo che anticipa nuovamente a Sare. Cerca di gestire e giocare il pallone. Sbraccia troppo lateralmente. Il direttore di gara ravvisa fallo. Calcio di punizione. Che sia da destra o da sinistra va sempre il capitano, passa Fiume. Palla lunga. Stacca benissimo Cottone. Cerca il recupero Catanzaro. Cerca un tiro. Casa. Ben lontano dallo specchio della porta difeso da Monteleone. Scocca il 22esimo dei 35 previsti dalla categoria Under 14. Proviamo ancora con la costruzione dal basso. Cottone. Cerca in avanti Buglisi. Chiuso. Caruso, buona girata. Ancora una volta per Buglisi, che riesce a recuperare un ottimo pallone. Quando era l'1 contro 1, salta il primo. Mette una palla interessante. Sospetto tocco col braccio, ma l'arbitro fa giocare Abate in avanti per le braccia di pane. Invio lungo. Buca l'intervento ma recupera Garofalo. Tallonato alle spalle ma riesce a girarsi bene. Spagnolo. Vince il rimpallo ma palla che torna sulla disponibilità della Tirreno e nuovamente Garofalo. È entrato con un atteggiamento propositivo.
rimessa dalla laterale, battuta sui piedi di Leanza e cerca ancora Cappadonia, ma fa buona guardia Cottone. L'invio sbagliato, Caruso cicca il controllo, non riescono a comprendersi con Catanzaro, che comunque riesce ad andare in avanti, ma la palla ha superato il perimetro di gioco. Palla nuovamente recuperata da Catanzaro, che può aprire. Randolph, molto campo, finta il cross, ancora Sare che entra in area, una finta. Il tiro col mancino, palo! La palla che non entra sulla grande incursione personale di Randolph Asare. Adesso pubblico di parte che si fa sentire. Lo scatto importante di Mogavero che riesce a saltare Spagnuolo. Cross col mancino, deviato da Garofalo. Abate nuovamente avanti per Caruso che non riesce a tenere il possesso. Spizzata in avanti per la punta. Panzarella che si defila, cerca di guadagnare qualcosa. Guadagna di fatti un calcio di punizione. Ingresso probabilmente un po' troppo irruento in una zona di campo dove Panzarella, il numero 9, probabilmente non avrebbe potuto chiedere di meglio. Adesso ci sarà un pericoloso calcio di punizione. È quasi un corner che batterà il numero 10 Agnello. Monteleone dalle ultime istruzioni. Tutti in aria, Leanza, palla fra le braccia di Monteleone che gioca nuovamente corto per Cottone che dà uno sguardo avanti, palla per Osei, viene anticipato da Leanza che cerca lo scatto di Cappadonia che oltre il gol non sta riuscendo ad entrare bene in partita. Ancora Agnello che salta l'uomo, cerca Mogavero per Casa. La rimessa laterale del Capitan Spagnuolo. Lunga ma svetta ancora Casa. Spagnuolo per Buglisi che cerca il duello fisico. Abate a destra dalle parti di Asare, ancora in avanti a cercare Buglisi, probabile ritardo. Recupera però Catanzaro. Palla che resta in campo, non secondo l'arbitro, è rimessa laterale. Per la Tirreno ancora in avanti per Panzarella. Riesce a metterla avanti Abate. Ancora Garofalo circa l'intervento. Cappadonia, dunque ancora Abate. Palla larga. A cercare proprio Cappadone che riesce ad entrare in area col mancino, mettere il cross. Garofalo e poi il tiro di Cappadonia che dà solo l'illusione del gol.
Dunque solo rimessa dal fondo. Nuovamente Monteleone per Garofalo a cercare Catanzaro in una zona di campo dove trova solo maglie biancazzurre. Dunque la rimessa laterale. Sia il CUS Palermo che il Socio Tirreno vengono da 2 vittorie consecutive. All'alba della terza giornata del campionato Under 14 provinciale. Si gira bene Leanza, cerca in avanti lo scatto di Panzarella, difeso bene da Garofalo che gira nuovamente per Monteleone. Ancora per Gorgone, fermato da Cappadonia, si inserisce Abate. Ancora Leanza che prova il tiro, deviazione palo. Non perfetto qui l'intervento di Monteleone che deve concedere corner. Dicevamo, entrambe le formazioni in questo momento a punteggio pieno, vengono da 2 vittorie. Intanto il calcio d'angolo girato in area, deviazione, ancora corner. Entriamo nel 30° di gioco. 5 alla fine, più eventuale recupero. Il corner in area, ad uscire la girata senza troppi problemi Monteleone. Mister Di Fresco che continua a cercare questa prima impostazione dal basso. Palla per lo scatto di Cappadonia. Monteleone stavolta lungo, tallonato dal capitano Passafiume. Abate anticipato ma riesce Cottone fallosamente, secondo il direttore di gara. Andrà Cottone sul pallone. Palla messa lunga avanti che scorre senza trovare maglie nere del CUS. La Socio Tirreno, dopo il doppio vantaggio maturato nei primi minuti di gioco, sta gestendo la partita, cercando di far scorrere il cronometro. Ancora è buono lo scatto di Cappadonia, fermato benissimo da Garofalo. Cottone adesso di nuovamente a 20. Palla fa le braccia di Monteleone. Prende campo Gorgone sull'out di destra per Asare. Scambia con Osei, fermato ancora dal capitano. Rimessa laterale sull'out di destra. Anticipo ancora del capitano, che quantomeno in questa prima frazione sta facendo un lavoro di copertura, marcatura ed impostazione davvero notevole. Palla messa in avanti, ancora per lo scatto di Panzarella, chiuso da entrambi i centrali, solo per un attimo. Adesso Garofalo completa il disimpegno.
Rimessa laterale Vai tu, vai tu! per Bertolino, che commette fallo sulla possibile ripartenza del FUS. Girati Alberto! Palla messa avanti da Buglisi, che riesce a giocare bene a muro. Poi palla avanti per Osei, che vince un rimpallo. Entra in area. Chiuso da due, che riescono a scortarlo fuori dalla stessa. Lui comunque riesce a mettere un cross per Caruso, troppo lungo. Fatto score da casa. Vai, sigilo! Rimessa già battuta, palla nuovamente sui piedi di Catanzaro, che salta un uomo, si inserisce, siamo al limite dell'area, calcio di punizione sulla giocata, sul lampo di Catanzaro. Quando siamo praticamente al tramonto della prima frazione di gara. Ne avrebbe dovuto uscire già 5, no? 1, 5. Dai Albi che è tua, dai Albi! Fischio dell'arbitro. Asare la fa girare il gol! Accorcia le distanze il CUS Palermo con Asare. Probabilmente il CUS riesce a trovare il gol che accorcia le distanze nel momento migliore, quando si stava per chiudere la prima frazione. Difatti il direttore di gara San Filippo manda tutti negli spogliatoi. 2-1, una gara apertissima che potremo rivivere insieme nella seconda frazione.
Torniamo qui in commento, è praticamente tutto pronto per la seconda frazione di Soccer Tirreno Cus Palermo. Risultato fermo sul 2-1 con le reti in ordine di Cappadonia che firma l'1-0. Arriva praticamente immediatamente il raddoppio di Leanza, accorcia le distanze a Sare su punizione. Seconda frazione che inizia in questo momento. Primo possesso per la Tirreno. Cappadonia riesce a mettere il durbo, mette la palla dentro, ma era uscita totalmente, secondo il direttore di gara. Andiamo alla lettura delle due formazioni. Rientrano in campo con gli stessi effettivi del primo tempo. È un 4-3-3, quello del Cus Palermo, con in porta Monteleone, Gorgone e Spagnolo, i due terzini. Centrali Cottone con Garofalo, che ha rilevato nella prima frazione la cara. Davanti la difesa si schiera a schermo Abate, con ai suoi lati Asare e Catanzaro. Avanti tridente offensivo completato da Caruso, Buglisi e Osei. Calcio di punizione intanto che verrà battuto sempre dal capitano Passafiume, che cerca di andare diretto in porta. La palla è deviata da Monteleone, completa il disimpegno Garofalo in corner. Primi movimenti sulla panchina ospite. Duplice cambio. Sono pronti ad entrare il 17 Mattia Brocato ed il numero 20 Vella Giuseppe per Caruso e Buglisi. Andiamo a vedere se cambia qualcosa nello scacchiere tattico del Cus, mentre intanto dobbiamo difenderci da questo calcio d'angolo. E Agnello sulla palla, palla messa dentro, alta, lunga per tutti, la scorta verso l'out. Gorgone, Cottone, palleggio è lunga per Osei, che tenta un controllo complicato. Riusciamo a mantenere con una rimessa laterale. Palla per Vella, neo entrato, ancora dietro per Garofalo e poi palla in avanti. Giocata Osei, sbagliano lì il tiro di Brocato, che dà così il benvenuto alla gara. Pane, che non ha completamente fretta di rimettere la palla in gioco, la mette poi lunga per Abate, che svetta più alto di tutti, ingresso di Garofalo, palla lunga, esce Monteleone e gioca nuovamente per Garofalo, che adesso a campo e trova Brocato, che tenta di scambiare con Catanzaro. È un Cus Palermo che è entrato in campo con la motivazione delle squadre che vogliono vincere le partite.
Ancora Monteleone, gioca in avanti, stavolta palla in mezzo, ma riesce a portarla ancora più avanti. Abate, Dai Albi, dai! Catanzaro riesce a vincere il duello fisico. Asare, poi ancora Gorgone, nuovamente per Catanzaro. Palla messa in avanti dalle parti di Cappadonia, ma Cottone fa buona guardia. Osei riesce a mettere giù la palla, mettere il turbo, ma palla che esce lateralmente. Controllo infelice. Dai Albi, stretto Albi. Cappadonia aspetta di testa, poi Leanza in avanti per Cottone. Agnello svirgola, palla dalle parti di casa. Dai Albi, sostignilo! E concede rimessa laterale, battuta subito da Catanzaro. Appoggiata in avanti da Vella. Ancora Catanzaro che riesce a tenere la palla dentro, entrare in area, ma non guadagnare nulla. Ancora Abate. Arbitro! Calcio di punizione guadagnato da Brocato sull'out di sinistra. Mandiamo nuovamente su Garofalo e Cottone. Girati però, girati! Calcio di punizione battuto da Asare, forte in area, palla messa fuori, ancora per Abate. Girata di testa importante di Vella e sarà ancora rimessa laterale. Viene richiamata l'attenzione dell'arbitro, ci sono dei movimenti nella panchina di casa. Uscirà il numero 7 Mogavero, rilevato dal numero 22 Paola. Il gioco verrà ripreso con la rimessa laterale di Gorgone che cerca Osei e sarà corner. Continua il forcing della squadra ospite del CUS Palermo che cerca in tutti i modi di rientrare in partita. Palla corta, battuta bassa, probabilmente uno schema. Palla messa ancora fuori dalla difesa della Tirreno, che appare adesso in affanno. Tutti corti in pochi metri. Ancora Asare, cerca e trova Spagnolo che può andare a puntare. Rallentato, poi fermato da casa. Palla messa lunga per lo scatto di casa, chiuso ancora da Garofalo.
Altri movimenti completano le pratiche di riscaldamento. Ci sembra di capire che entrerà il numero 15 Macaluso. Che entra per Spagnuolo. Riprende dunque il gioco. Asare riesce a sbrogliare la matassa. Vella al duello con Passafiume. Ancora Vella. Palla lunga. Svetta bene di testa. Cicca l'intervento. Palla buona per Catanzaro che cerca lo scatto, ma non si comprendono nelle intenzioni. Altri cambi sulla panchina del CUS. Entra col numero 18 Barone Angelo per Catanzaro. Sembra cambiare assetto il CUS Palermo con un più offensivo 4-2-3-1, con Asare spostato a galleggiare fra le linee. Intanto attenzione, occhio lo scatto di Casa che non inquadra completamente lo specchio della porta. Difesa del CUS che però in questa occasione è sembrata troppo leggera. Ancora Cottone in avanti per Vella che gioca bene a muro. Asare cerca poi la corsa di Osei. Palla rimasta lì, altro campanile. Alzato è gestito da Vella che manda a destra. Osei a tempo e campo per puntare. Gioco di gambe. Osei cerca di puntare, guadagnare. Mette il cross dentro, ma era già uscita. Calcio d'angolo. Vengono portati ancora centimetri in aria. Palla messa dentro, sembra buona per la girata, il tiro di Cottone, la palla resta lì. Ancora Cottone, la palla sulla linea e gol! Cottone! 2-2 CUS Palermo! Calcio d'angolo! Noi vogliamo questa vittoria! Del CUS Palermo, mischia in aria, risolta da Angelo Cottone. Questa vittoria! Noi vogliamo questa vittoria! Dai ragazzi! Risultato che si porta sul pari, si riporta sul pari. 2-2 al 14° della gara, col CUS Palermo che sicuramente sembra avere qualcosa in più per portare a casa la massima posta in palio. Calcio di punizione intanto per la Societ Tirreno. Apparentemente apparsa in calo in questo inizio di ripresa.
sulla palla Agnello e passa Fiume. Punizione che probabilmente mi sembra di capire che sia in diretta, quindi Agnello andrà a toccare per passa Fiume. Non siamo troppo distanti dalla porta, passa Fiume, prova col macino il palo! Monteleone per Cottone che gioca in avanti, trova solo Agnello, esce bene con la palla Barone dalle parti di Osei che la fa scorrere. Osei velocissimo, va a puntare, sterzata, ancora Osei, da uno sguardo in area trova Asare che trova ancora Osei all'interno dell'area, il tiro alto, ma che Cus Palermo. Passa Fiume lungo dove trova solamente Barone, poi Agnello è ancora in avanti per Cappadonia che mette giù Cottone, gioca palla Brocato, cerca Vella che si appoggia su Asare, palla messa in avanti e torna indietro e ancora Asare, lotta e combatte in mezzo al campo Leanza, strattonato irregolarmente. E anche a dirlo, sarà ancora passa Fiume a cercare Cappadoni che riesce a tenerla in campo, la palla la traversa, palla uscita, pericolo per il Cus, ancora Leanza, prova il palleggio, il tiro deviato, rimpallato e ancora in aria, svirgola, accenna l'uscita Monteleone ma sarà solo rimessa dal fondo, pericolo dalle parti del Cus. La Tirreno è ancora viva e batte un colpo. Intanto uscirà il numero 2 Gorgone. Al suo posto Baroncini. Cottone svirgola in avanti, rimessa laterale. Siamo ancora sul 2-2, il tacco di Cappadonia. Asare cerca in avanti Vella, fa buona guardia, passa Fiume, in palleggio un altro e palla messa avanti dove c'è Cottone a cercare nuovamente Vella che la tiene bene. Asare in avanti per Osei, sarà rimessa laterale. Rimessa laterale, sbaglia l'intervento, Vella in palleggio, la può mettere dentro, deviata, mette ancora fuori, non completa il disimpegno. E ancora la Tirreno che cerca in avanti ma c'è Cottone, Cappadonia, nuovamente Cottone che esce con la palla, alleggerisce dalle parti di Macaluso, gioca bene il Cus, Brocato, cerca ancora Asare, palla da abate Barone, tutto a destra per Osei che gioca per Garofalo, finta il cross, palla messa dentro, resta lì Abate,
Palla messa ancora fuori. È una Tirreno tutta schiacciata adesso. Cottone tenta e riesce a saltare l'uomo. Tutto regolare secondo l'arbitro che lascia giocare. Rimessa dal fondo sui piedi di Baroncini che cerca in avanti Brocato, controllo infelice. Cappadonia cerca e riesce a saltare Cottone ma non Garofalo. Nuovamente passa Fiume, il palleggio di Agnello, fasi confuse del match. Si riesce ad aprire a destra per Chimento, ma sarà rimessa laterale. Svirgolata di Baroncini, la tiene Asare, ma palla che resta lì. Ancora la giocata di Cappadonia, fermato nuovamente da Asare che mette avanti e concede rimessa laterale. 22 sul cronometro. Partita giocata su altissimi livelli. E ancora Panzarella, pericolo costante per il Cus. Legge male il rimbalzo, intanto si avvita bene Abate e cerca lo scatto di Brocato. Palla resta lì, bella, la tiene bene. Direttore di gara ferma il gioco. Andremo probabilmente alla restituzione. Palla restituita all'estremo difensore della squadra locale. Palla giocata lunga. Ancora dalle parti di Cottone e poi Garofalo. Panzarella gioca bene, si gira e riesce a saltare un uomo, non il secondo. Palla per Vella che trova lo scatto di Osei, dall'omonimo Panzarella. Osei riesce a tenerla in campo. Calcio di punizione. Sarà calcio di punizione. E ammonizione per Kappa. Tanto sembrano pronti. Altri cambi per la Socer Tirreno. Asare cerca la concentrazione. Socer Tirreno interamente all'interno dell'area di rigore, ad esclusione dell'unico riferimento offensivo.
Intanto ci sono dei cambi. Usciranno il numero 8 Leanza, autore del gol del momentaneo 2-0, e mi è sembrato uscire nuovamente Paola, appena entrato. Al loro posto il numero 19 Pagano e il numero 18 Geraci. Intanto punizione di Asare direttamente sulla barriera. Concentrati, aspettiamo, arbitro. Garofalo addirittura a sinistra per battere la rimessa laterale lunga, che Casa riesce a mettere fuori. Il tiro di Brocato, troppo poco per far male a Pane. Batti e ribatti a centrocampo. La vince Barone. Poi Asare, direttore di gara, mima il tocco col braccio. Passa Fiume, lunghissima. Palla tenuta da Cottone, nuovamente per Osei. La mette in rimessa laterale la Tirreno. Non c'è nulla, secondo il direttore di gara. Ancora Osei, il tunnel. Palla che resta lì, abbatte. Tutta a sinistra, dalle parti di Brocato. Toccato in aria. Non c'è nulla. Non c'è nulla per l'arbitro. Palla che viene messa e rimessa laterale per poter occorrere alle cure sanitarie. Sei venduto, arbitro! Era un'ottima palla, quella sulla disponibilità di Brocato. Che ci è sembrato essere toccato, non secondo il direttore di gara. È pronto intanto un cambio sulla panchina del CUS. Entrerà il numero 12 Tito Mineo. Palla restituita dalla Tirreno. Cottone avanti. Agnello arretra il baricentro rispetto all'inizio della gara. Adesso giocherà probabilmente davanti la difesa. Esci!
Palla in aria, combattuta da Cottone, che viene toccato ma la vince e riesce ad allargare per Macaluso, che gioca in avanti per Brocato. Tocco verso l'interno del campo, finta e apertura per Osei, non perfetta, ma sbaglia l'intervento. Cerca e riesce a chiudere, ancora passa Fiume, che allontana le minacce, almeno momentaneamente. Palla per Abate, gioca per Garofalo, Barone in avanti e ancora passa Fiume nella terra di nessuno. Vince un contrasto in mezzo al campo, palla messa avanti per Vella, ancora altro errore di Panzarella, gioca dietro per Pane che svirgola, la palla resta lì e ancora Panzarella in avanti per Chimento che non la tiene. Asare sui 30 metri riesce a girarsi, allarga tutto per Osei, palla buona in aria, tenuta, Osei! 3-2! Osei! Il Cus Palermo non muore, letteralmente, mai! Trentaduesimo minuto, partita che inizia con l'incubo del 2-0, poi ad accorciare le distanze Asare allo scoccare della prima frazione, la riporta sul pari, poi Cottone completa la rimonta, Osei. Calcio di punizione, non manca più molto. Vanno raccolte le giuste energie, le giuste motivazioni per portare a casa un risultato importantissimo. Lo sapevamo, sarebbe stata una partita difficile. Entrambe a 6 punti, entrambe con 2 vittorie, 2 formazioni importanti che ci hanno fatto divertire. Passa Fiume, direttamente in aria, il tiro alla parata di Mineo che si aiuta con la traversa e la mette in corner. Adesso siamo in affanno, è la Tirreno che vuole provare a rimettersi in partita in una gara che non l'ha vista realmente demeritare, ma nelle grandi partite fanno la differenza gli episodi, gli uomini, la voglia, quella che adesso ha il Cus di portare 3 punti a casa, importantissimi, nonostante ci possiamo trovare solo alla terza giornata. Adesso Vella riesce a eludere l'intervento, Vella tu per tu, Vella, parata di Pane, palla che resta lì, ancora Vella, viene strattonato da Chimento, tutto regolare secondo l'arbitro, palla a destra di Osei per Asare che viene toccato, calcio di punizione, calcio di punizione. Con esperienza guadagna tempo e minuti fondamentali. Il direttore di gara chiede l'intervento dei sanitari. Vai, gioca! 34,50 sul cronometro. 3-2 Cus Palermo, con una punizione a favore che può portarci al triplice FICIS. Perdonate.
Triplice fischio. Due sulla palla. E solo 3 uomini mandati in area. Non ci sembra che il direttore di gara abbia segnalato il recupero, ma siamo già al 36esimo. Palla per Asare, finta e palla portata sul fondo. Entra in area, ancora Asare, la finta, palla messa dentro. Dà solo l'illusione del gol. Palla giocata velocemente da Passafiume, che cerca metri, la allunga, poi per Cappadone, ancora benissimo Garofalo, Abate che cerca Vella, poi nuovamente Asare, in avanti, svetta Passafiume, poi Cappadone, la tiene bene, destro-sinistro e ancora Barone, Immensi, tutto il corso, poi ancora Asare, il tiro, alto, sopra la trasversale. 36:40 sul cronometro. Palla per Casa che viene toccato da Brocato, che tiene quantomeno la palla lontana dalla nostra porta. 37 sul cronometro. Ci sembra aver visto Casa, che non sembra riuscire a riprendere la partita. Palla lunga intanto, sbaglia l'intervento Macaluso. Ancora Agnello prova a riportarla avanti, poi Abate. Cottone per Abate, che cerca ancora lo scatto di Vella, che non arriva, poi Osei. E disimpegno da parte di Pagano. Rimessa laterale e non ha alcuna fretta di riprendere il gioco. Osei la tiene lontana dalla nostra porta ed è larga per Brocato, che può puntare l'uomo, lo salta, toccato, resta su. Rimessa laterale. Prendi la palla! Aurora, dove vai? Vai dalla mamma! Siamo al 39esimo di gioco, 4 oltre la regolare fine della partita. Garofalo la mette avanti per Vella, che la gira fra le braccia di Pane, che tira lungo, cerca gli ultimi sforzi. Cottone, palla lunga che può tenere Cappadonia, poi ancora Cottone, lunga, lontana dalla nostra porta. Passafiume guadagna un calcio di punizione, probabilmente tra le ultime occasioni. Entriamo nel 40esimo di gioco.
Passa Fiume. Palla messa dentro. Stacca. Ancora Agnello che gioca dietro. Il tiro. Palla che resta lì. Agnello riesce a girarsi bene. In area Baroncini allontana. Poi Asare per Brocato che ha tempo e campo per puntare. Brocato punta l'uomo. Riesce a saltarlo. Trova in avanti Osei che ha tanto campo. Cerca il tiro. Osei. Arbitro! Noi tempi supplementari! È finita! Il direttore di gara mima altri 3 minuti. Palla per Asare che cerca il tiro. Troppo poco per impensierire Pane che va all'ennesimo rinvio lungo. Cottone in avanti. Non riesce a tenere Osei. Calma, calma, calma. E finisce qui. Finisce qui. 3-2 per il Cus Palermo che riesce a vincere in rimonta dal 2-0. Riprende la gara con forza, con grinta, con voglia. Le reti di Asare, ricordiamo, al termine della prima frazione. Cottone che firma il 2-2 e Osei che completa la rimonta. Cus Palermo che resta dunque a punteggio pieno. 9 punti, risultato di altrettante vittorie, 3 vittorie. Non me fotte niente, devi correre. Ehi, ehi! O la fate con tutto o non la fate. Devo rovinare la partita così per fare tanto studio, non va bene. Vi abbiamo accompagnato e ci avete accompagnato lungo questa live, lungo questa mattinata. Risultato finale di 3-2 per il Cus Palermo. Riprendiamo gli ultimi festeggiamenti della formazione ospite. Fino a quando vade sul mare ci sta, ma quando gli fa così non ci sta.